Pensiero del giorno, giovedì 10 luglio. Imparare dagli altri. Morire a se stessi. Farsi uno comprende tutti gli aspetti della vita ed è la massima espressione dell'amore. Vivendo in questo modo siamo morti a noi stessi, all'io e a ogni attaccamento spirituale. È possibile raggiungere quel nulla di sé a cui aspirano le grandi spiritualità e quel vuoto d'amore che si realizza nell'atto di fare spazio all'altro. Si fa spazio all'altro, che troverà sempre un posto nel nostro cuore. Farsi uno significa mettersi di fronte a tutti in un atteggiamento di apprendimento, perché si deve davvero imparare. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.